Quinta corsa, un miglio che vede al via, una categoria F che vede al via 10 soggetti, 1 Attenti al Lupo, 2 Corto Maltese, 3 Carlitos Francis, 4 Abramo Petral, 5 Bacco Baciò, 6 Blackfire Horse, seconda linea, 7 Venanzo Jet, 8 DeLorean Wise, 9 Diamond Venus, 10 Zilat Jet. I favori in chiusura si ricontendono Corto Maltese Carlito Francis, numeri 2 e 3 dello schieramento, macchina che comincia ad accelerare. In partenza l'errore di Corto Numero Maltese, 2 mentre Corto Maltese si lancia in avanti squalificato. Bacco Baciò su Attenti al Lupo, allargo subito Carlitos Francis. E sul finire della curva Carlitos Francis passa a condurre sulla corsa discendente Bacco Baciò, terza posizione per Attenti al Lupo, poi DeLorean Wise, via via gli altri, i primi 215,4 e quarto iniziale che viene coperto da Carlitos Francis in 30,5, la terza posizione alla corda per Attenti al Lupo, la quarta per DeLorean Wise, mentre ecco ora esce all'esterno Attenti al Lupo, dalla terza posizione marca Diamond Venus che avanzava all'esterno e progredisce gradualmente. Intanto i 600 in 46,6 per Carlitos Francis. Attenti al Lupo si è scoperto. La terza ruota intanto di Venanzo Jet al passaggio davanti alle tribune. Rimane in terza Venanzo. Intanto 1-1-9 il passaggio agli 800 con Carlitos Francis che continua a condurre nei confronti di Attenti al Lupo all'esterno. Alla corda rimane Bacco Baciò, all'esterno anche Venanzo Jet che rimane però in terza e poi cala i 16,9 intanto il passaggio al chilometro con Attenti al Lupo che prova l'attacco deciso ora Carlitos Francis che replica, a contatto rimane Bacco Baciò, insiste Attenti al Lupo, a 400 dalla conclusione, copre il battistrada Carlitos Francis e l'impegna sulla curva conclusiva. Carlitos replica Attenti al Lupo che è cattivo comunque al suo esterno, poi Bacco Baciò che potrebbe aspettare l'open stretch, insiste Attenti, va su Carlitos Francis e si avvantaggia ai 100 finali, passa agevolmente Attenti al Lupo, oggi in versione ok e viene a vincere, mentre per il secondo finiscono vicini Carlitos Francis e Bacco Baciò all'interno. Andiamo a rivedere il primo piano di Attenti al Lupo, intanto 1-15-2 il ragguaglio conclusivo con 29,7 per il quarto finale. Carlitos Francis prova a contenere l'affondo di Attenti al Lupo che passa agevolmente nelle battute conclusive, mentre per il secondo posto andiamo a rivedere le immagini. Sono sulla stessa linea praticamente 3 e 5, vale a dire Carlitos Francis e Bacco Baciò, vicino anche DeLorean Wise che però è quarta, e la foto per il secondo posto è molto molto stretta con potrebbe anche essere un pari merito vedendo il fermo immagine, molto molto stretta comunque. Al quarto DeLorean Wise, la vittoria invece non sfugge ad Attenti al Lupo, Francesco Facci in sediolo per Martin Levakovic, per la signora Erika Bertini.